Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte forma e sa la nostra. Bentrovati, nuovo appuntamento con Brescia in tavola. In tavola e sulle punte dei piedi pure. Ma va bene, vogliamo ringraziare il ristorante Nuovo Inizio in via Yes. Conicchio 45 che ha preparato e continua a preparare le ricette che presentiamo in questo programma. È inutile che ti metti in piedi sulle punte e cominci a raccontare, no, che sono tutto bello pettinato. La ricetta di oggi che è molto semplice. torta di carina. mele. La torta di mele. Ingredienti: 2 mele, ovviamente, 2 uova, 4 tazze di farina, 2 tazze di zucchero, 1 tazza e mezzo di olio di semi di girasole e ovviamente una bustina di lievito per dolci. Ma le 2 tazze di latte l'hai dette? Sì, tazze di latte, non le avevo dette, ve le dico adesso, 2 tazze di latte. E le qua per? No, sempre che le do, allora. La preparazione, dai, è facile. Guarda, è facilissimo. Tu la fai la torta di mele? Certo che la faccio la torta di mele, è buonissima la mia torta di mele. Vabbè, stendiamo un velo pietoso. Allora, in una bacinella tutti gli ingredienti appena detti, mescoliamo bene fino a ottenere un impasto abbastanza omogeneo. Ma che fecchine inquacciate! Che fecchine inquacciate! Se il mio cosa vedi inquacciate! Siamo tornati da Lupo Antico con il lupo. Ciao. Ciao Carlo. Sono triste. Buona giornata. Buona giornata, buonasera, buon mattino, buonanotte a Federica che mi ha detto enquacciate. Tu lo capisci il dialetto che significa sto caspita di enquacciate? Enquacciate è uno che è accucciato, è inginocchiato, Facci vedere l'enquacciata. è inquacciato. Oh, Cialegisce. e in che momenti della giornata tu ti inquacci? Ti è mai capitato? Inquacciarti? Ci sono tanti momenti, alcuni quando sei a riposo. A riposo o nell'espletamento dei bisogni fisiologici. Esatto, esattamente. Vabbè, venite a trovare Lupo Antico qua nello showroom in via Albertano da Brescia che ne vale la pena. Ciao, grazie. Ciao Carlo, grazie. Quindi anche Mauro Lupo il sanquaccio ogni tanto. Abbassarsi, accucciarsi. Una volta al giorno. Ma insomma, mio difficile sì, una volta al giorno. Perché Mamma mia. tu sei. Chiusa parentesi. Vabbè, ci si qua a accucciarsi. Esatto. Allora sbucceremo 2 mele, c'è in cucciatura. Vabbè, sbucceremo 2 mele, le taglieremo a fettine o a toccai, mio ta grosse, come vi piace a voi alte. A fettine o a a tocchelli. Li metteremo nel nostro impasto, aggiungeremo tutto, mescoleremo bene, verseremo in una tortiera e la cuoceremo nel forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Sì. Dopodiché la nostra torta di mele è pronta. Va bene, questa è la torta di mele secondo la ricetta del ristorante Nuovo Inizio raccontata dalla nostra Federica. Bravi, grazie che siete stati in nostra compagnia. Ci vediamo alla prossima, bella mattina. Buon appetito!